E oltre al legno e alla pietra, tu scolpisci anche il cioccolato. Sì, questa è una gran curiosità, è un'esperienza nata 15 anni fa, eh, per caso, ma in coincidenza con una delle prime manifestazioni e probabilmente ancora oggi la più importante che si svolge in regione, a Gradisca d'Isonzo, è una manifestazione dedicata al cioccolato. 15 anni fa ero stato invitato come scultore a realizzare una scultura in cioccolato. L'esperienza ha portato a capire che il cioccolato era un possibile mezzo o materia meglio per essere scolpita. Viene scolpito come se fosse legno, senza scontrosità, senza quelle nodosità tipiche del legno. E viene lavorato come scultura nel togliere, si parte da un blocco che può essere di dimensioni più o meno grandi. Normalmente io mi ritrovo a lavorare il cioccolato in giro per l'Italia, nelle piazze italiane, e in quel caso lì la produzione non fa parte della mia ricerca, perché mi ritrovo a realizzare copie di monumenti, o a interpretare dei monumenti, o a realizzare dei ritratti di personaggi più o meno famosi. Ricordo gli ultimi a Pescara, D'Annunzio, oppure a dedicare a Marco Simoncelli un ritratto che poi andava in beneficenza per il suo progetto della sua famiglia, l'ospedale dei bambini. Questo che vedete è il primo lavoro, è l'unico al momento che io ho realizzato per la mia ricerca artistica, ed è la riproduzione quasi fedele di un cranio di maiale. Un cranio di maiale perché il maiale fa parte in qualche modo della mia storia, del mio bagaglio culturale, ma quello che un po' è la cultura degli anni passati, delle macellazioni, del cibo, del mangiare il maiale, che ormai in realtà si è perso. E riprodurre questa natura morta, questo è il titolo di questo lavoro, in un materiale commestibile. Questa dualità che ribalta il titolo, ribalta questa affermazione. E poi l'affrontare il tema del maiale, che in qualche modo divide storicamente l'Occidente e l'Oriente in due: da una parte il mondo musulmano, ma non solo, che rifiuta per cultura e tradizione l'animale, la carne stessa, il cibo, e dall'altra in qualche modo l'Occidente opulento, e poi che rimanda alla riduzione del termine stesso di maiale come termine impuro, o il porco, da qui poi tutte le più o meno esclamazioni sicuramente sempre negative rivolte a questo animale, che però diventa anche positivo quando diventa simbolo femminile di fertilità e di nutrimento, sia per l'uomo che per la natura stessa. E il profumo anche è un aspetto, no, di questa Il scultura. profumo si svela quando normalmente questo lavoro viene protetto da una teca, ma per proteggerlo dalla polvere. Si svela quando c'è la possibilità di togliere la teca in plexiglass, e il profumo esplode, se prima trattenuto esplode fortemente, e rivela la natura stessa del materiale, che più delle volte, se non indicata, rimane difficilmente, perché inusuale, da cogliere, perché viene facilmente tradotto come legno, come bronzo, come un materiale più classico della scultura. Invece il cioccolato, che poi si conserva negli anni in ambienti climatizzati, non con fonti di calore, lontani dalla polvere, dalle muffe, dall'umidità, e può essere appunto portato avanti, ma per decine e decine d'anni. E tu hai scelto di fare lo scultore come professione. Com'è fare appunto l'artista di professione? È difficilissimo, è difficilissimo per tutta una serie di fattori, per il sistema fiscale, per
per il fatto che il lavoro dell'artista non è riconosciuto come tale, almeno in Italia ci si scontra veramente con delle situazioni inamovibili. Diversamente abbiamo notizie, ma perché poi per fortuna la tecnologia ci porta a relazionarci con il mondo intero ormai, ma senza andare molto lontano ci sono realtà, non dico oasi felici, ma realtà che in qualche modo nella vicina Slovenia o nell'Austria, per non parlare dei paesi nordici, c'è un riconoscimento a livello pubblico, a livello anche statale in certi casi, di un lavoro d'artista come impegno, soprattutto questo poi per le arti visive, delle quali io mi occupo. Però voi avete fondato un'associazione qui a Gorizia. Vi aiutate insieme tra voi artisti? Sì, l'associazione diventa un escamotage quasi di mutuo soccorso per sopperire o per poter dialogare con il pubblico, con le istituzioni. Questo sì, sono gli unici canali o percorsi possibili nell'istituire un'associazione culturale. Io stesso poi sono presidente di un'altra associazione culturale che ci permette di organizzare degli eventi, di comunque veicolare sia quello che facciamo, ma anche di promuovere quello che altri amici o conoscenti fanno. E riesci a vivere di arte? Di arte, se devo essere sincero, di mia produzione, della mia ricerca, no. No, perché non sono agganciato ad una rete commerciale, che potrebbe essere la gallerie private o istituzioni pubbliche. Bisogna essere disposti a fare qualsiasi altro tipo di lavoro saltuario, occasionale o d'arrembaggio che veramente ti permette di andare a prendere il pane e il latte il giorno dopo. Quindi costa sacrifici questa scelta, ma perché l'hai adottata? Per avere è una scelta che nasce dall'averle provate, da aver provato diversi percorsi. Mi sono ritrovato a lavorare anche in fabbrica, mi sono ritrovato alle dipendenze in altri settori, ho fatto poi altre esperienze artistiche in campo teatrale. Ma c'è la necessità di avere la libertà del tempo necessario, e c'è la necessità di essere in qualche modo indipendenti nel poter poi, non avendo vincoli contrattuali, che un lavoro a tempo determinato, indeterminato necessariamente impone, ed è giusto che poi insomma si rispetti, ma nel poter cogliere quelli che poi sono gli eventuali treni che passano, che non hanno programmi, non hanno calendari. Se io decido di poter partecipare a un concorso, ad un simposio internazionale, devo sapere che da qui a 3 mesi io devo essere pronto e libero per poter partire e andare all'estero, diversamente avendo un vincolo o un impegno lavorativo classico, normale, e questo me lo impedisce. Dall'altra parte si è in caduta libera in qualche modo. Si parla di crisi, per noi la crisi, per gli artisti non ci sfiora. Chi ha deciso di fare questa scelta, perché questa è la propria vita in realtà, è in una situazione così permanente. E progetti per il futuro? Quello che in questi giorni sto portando avanti, ed è una primissima fase quasi di progettazione per avere in mano un'idea, per creare delle emozioni, è quella di poter far partire un contenitore che poi al momento non ha neanche un titolo, una denominazione, potrebbe essere un hub, come si dice, creativo, ma creativo di ricerca contemporanea a 360 gradi, dove poter ospitare e contenere dal designer al fotografo, al videomaker, al grafico pubblicitario, per poi creare dei workshop, dei laboratori che comunque guardino sempre anche al mondo dei bambini, che è sempre molto interessante, ed è un po' la formazione anche educativa dell'uomo e della donna che verrà.